È stato un momento estremamente, toccante e commovente, e non solo per noi amministratori, io e il sindaco di Codogno, ma anche la partecipazione delle associazioni, della Croce Rossa, degli alpini, della Protezione Civile e di cittadini. Era a Codogno il sindaco di Vo, Mauro Dell'Università, in un 21 febbraio che il paese lombardo ha dedicato alla resilienza della sua comunità. Le due città si ritroveranno questa volta a Vo il 18 marzo, un primo momento all'ulivo piantato in ricordo delle vittime nella rotatoria d'ingresso a Vo, poi il cammino lungo le vie del paese. Ci avvicineremo poi presso il municipio per completare, diciamo, questo momento presso la scuola, il plesso scolastico di Vo, avendo memoria dell'onore che ci ha fatto il presidente Mattarella di inaugurare l'anno scolastico a Vo in piazza. Era il 14 settembre 2020. Vo divenne per tutta Italia il simbolo di rinascita prima delle nuove ondate di Covid. Un paese che non ha dimenticato il dolore del distacco da persone più viste e mancate da sole, i posti di blocco sorvegliati, le lunghe fila per esami e tamponi. Un paese ancora meta di visite. Quando mi capita di vedere dei turisti a Vo, prima e oggi a maggior ragione che sono sindaco, la domanda che facevo e che faccio è: perché avete scelto Vo? E in questo caso era un medico di medicina generale tedesco che mi ha detto che aveva desiderio di vedere dove tutto è iniziato